Non mi ricordo tanto perché ero piccolo, avevo 2 anni, quindi ricordi qualche flash. Ero per la strada con mio cugino, stavamo camminando e non so chi è stato, Mario Soldati, mi ha chiesto chi erano i miei genitori. Allora uno gli ha detto che lì c'era mio zio che faceva il barbiere. Sono andati lì dentro, l'hanno chiesto, poi hanno fatto venire giù mia mamma e mi hanno deciso di fare questo film. Se racconti di famiglia me li raccontava mia mamma. Per esempio, qua per farmi piangere mi baciavano sull'orecchio con lo schiocco, così piangevo. Quando sono davanti alla porta della casa di Canna, lei mi dava i baci prima di andare via, io mi metto a piangere e poi facevo ciao. Ciao mamma. La maggior parte delle comparse che facevano, hanno fatto il film, erano anziani, all'epoca erano giovani, ma dopo sono morti. Comunque conoscevo parecchia gente, anche di qui di Portoviejo, che hanno fatto parte del film. Mi ricordo che la prima volta che l'hanno proiettato per televisione, ho ricevuto un casino di telefonate. Sono andato a vedere il cristallo di Donada, che ora il comune era Donada e Contarina prima dell'unificazione. Sono passati 3-4 anni da quando aveva fatto il film. E siamo andati al cinema in bicicletta, io sul tubo, con mio papà che mi portava a vedere il film. Quando hanno proiettato il film, la gente ha cominciato a dire: guarda, c'è il bambino che ha fatto il film in sala. La gente ha cominciato a venirmi addosso, mio papà mi ha messo sotto la giacca, poi a luci spente, siamo andati fuori, mi ha caricato sulla bici e mi ha portato a casa. Non vedo tutti che fare un film, non ho fatto la comparsa, ho fatto abbastanza protagonista. Solo a Pila. Sono andato a Roma a fare a Cinecittà 40 giorni per fare gli interni. Hanno smontato il carrello completo, l'hanno un po' caricato e l'hanno portato via. Quando ha fatto la scena che devo andare in acqua a prendere la rana, i piedi non sono i miei, così vedi il fotogramma dopo. Ho due piedi così, e tu vedi mio cugino, perché lui aveva il coraggio di andare in acqua. I piedi erano più grandi del normale, della mia età. Nel film era una comparsa che veniva con l'olivo in mano e la ripresa che stava andando, veniva dentro la casa di Cana dove c'ero io nella culla morto. Poi dopo, quando sono partiti con le barche per andare a Pila, è sceso dalla barca e ha preso a braccetto Sofia Loren. Quando c'è la scena che c'è Rick Battaglia che i carabinieri l'hanno preso, che lui faceva il contrabbandiere, ha chiesto al maresciallo se li lasciava andare a vedere, accompagnare ai funerali di suo figlio. È arrivato vicino a Sofia Loren e mia mamma si è spostata e è venuto lui, l'ha preso a braccetto lui. Eravamo a Porto Tolli, siamo andati a Porto Tolli, da Pila a Porto Tolli. Siamo andati a prendere delle cose. C'erano i cartelloni esposti del film La donna del fiume. E eravamo lì a guardare i cartelloni. Arriva una signora, dice: guarda questa qui, poco di buono, per 550.000 lire ha fatto annegare il figlio. E c'era un bambolotto che il bambolotto me l'hanno regalato. No, non sono io il bambolotto di dimensioni come fossi io. Si è gettata nell'acqua, mi ha preso in braccio e ha cominciato a piangere.
mi commuovo perché non è da tutti vedersi da piccolo, guardo il film con interesse, ormai lo conosco a memoria.